E ora vi proponiamo un video di presentazione in lingua spagnola della città di Brescia e della sua provincia, realizzato dagli studenti della Facoltà di Scienze Linguistiche. Vediamolo insieme. Professoressa, ci racconti perché avete scelto di girare un video in spagnolo sulla città di Brescia e la sua provincia? Realmente sono stati gli studenti che hanno scelto questo argomento perché dentro del mio corso di esercitazione di spagnolo gli obiettivi erano senz'altro una consolidazione di tutte le destrezze, ma soprattutto lavorare molto con l'interazione e espressione orale. Allora l'idea era di fare qualche cosa sulla lingua vera che potesse servire appunto a questo consolidamento. Gli studenti stessi sono stati quelli che hanno scelto di fare questo documentale, come farlo, scegliere la città, scegliere pure altri punti fuori della città, è stata tutto una opzione sua. E questo penso che è la ricchezza di questo insegnamento per progetti, perché è tutta una negoziazione, si lavora in cooperazione assoluta, senza dubbio. È molto coinvolgente e motivante, senz'altro. Desde el día en que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Pietro, quali sono state le difficoltà nel girare questo video? Beh, sicuramente le difficoltà non sono state poche. Già il fatto di dover esprimersi in una lingua che non è la propria, davanti a un obiettivo che per molti di noi, anzi quasi tutti, è stata la prima volta, ci sono stati, come già anticipato dalla professoressa, un periodo abbastanza lungo di documentazione, ma le maggiori difficoltà le abbiamo trovate proprio sul campo. Il fatto di organizzarci, il fatto di chiedere permessi, firmare dichiarazioni per effettuare delle riprese nei luoghi che poi avete visto. Tutto questo ha comportato delle difficoltà che sono state notevolmente ridotte dall'aiuto del nostro bravissimo tecnico che ci ha supportato in questo lavoro. Mira qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualitos que los cubanos. Chiara, com'è stato questo tipo di esperienza? È stata molto entusiasmante ed originale, soprattutto perché non l'avevamo mai fatto prima e ci siamo ritrovati a fare questa cosa nuova e ci siamo ritrovati in classe a dover pianificare tutto dall'inizio, proprio a livello di cartellone, a scrivere ogni punto, gli spostamenti, e perciò ci ha coinvolto proprio tutti e con l'aiuto del nostro tecnico che ci ha dato preziosissimi consigli siamo riusciti a fare una cosa anche da non professionisti che è risultata piuttosto professionale, diciamo, in qualche modo siamo riusciti a renderla bene, insomma, è stato bello, gli spostamenti, poi io personalmente sono andata in Francia corta, mi sono dovuta organizzare con le mie compagne, è stato anche arricchente a livello proprio personale, ho imparato un sacco di cose e quindi bene così, insomma. Da Via Musei anche per questa puntata è tutto, vi aspetto come sempre la prossima settimana. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.